La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Proseguono gli appuntamenti con Friuli Lavoro, puntata di oggi dedicata al distretto del mobile nell'area del Pordenonese. Abbiamo qui una specialista di MAV, di Pordenone Sacile, la dottoressa Chiara Filippi. Buonasera Filippi. Buonasera. E abbiamo qui con noi anche il direttore generale dell'azienda Licar International del gruppo Ilcam, il dottor Giorgio Nadaluti. Buonasera Nadaluti. Buonasera. Bene, partirei con la Filippi per inquadrare la situazione. Il distretto del mobile nell'area di Pordenone sta registrando una ripresa. Ci conferma un po' questo dato positivo? Il settore è cresciuto negli ultimi anni in maniera confortante. I dati registrano delle variazioni trimestrali superiori al 7% per quanto riguarda occupazione, produzione e fatturato a partire dal 2013. Cosa ha inciso su questa crescita? Beh, sicuramente l'export, che è il motore trainante di tutti i distretti nazionali. Possiamo dire che a livello nazionale l'export ha registrato una crescita del 6,4%. A livello regionale l'export ha superato il 10%. Il balzo maggiore lo ha fatto il distretto del legno di Pordenone, che ha superato il 20%, e questo equivale a 30,4 milioni di euro di fatturato. Quali sono i mercati di esportazione trainanti nel settore del legno arredo per le imprese pordenonesi? Allora, il settore del legno sicuramente è una colonna portante per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Ha avuto una crescita quasi raddoppiata il mercato degli Stati Uniti, della Polonia e degli Emirati Arabi. Ma è sempre l'Europa il motore trainante delle esportazioni del prodotto. Quali sono altri fattori di ripresa vincenti per il distretto del mobile pordenonese? Beh, sicuramente la flessibilità e la tempestività nel rispondere alle esigenze del cliente che hanno le aziende. Questo ha fatto sì di incrementare la redditività negli ultimi anni. Poi ci sono stati anche degli incentivi per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Senz'altro poi anche c'è stata una crescita nel consumo di mobili da parte dei paesi di medio e basso reddito. Quali sono le strategie di riorganizzazione adottate che hanno portato le aziende ad un aumento di fatturato? Allora, sicuramente la leva del successo è stata una riorganizzazione aziendale e a un processo di contenimento dei costi. Poi le aziende hanno investito nella qualità e nell'innovazione del prodotto e nella diversificazione del prodotto. E quali sono invece gli ostacoli alla crescita futura? Senz'altro la difficoltà a reperire personale qualificato, questo lo metterei proprio tra i primi posti. Quali sono le figure professionali che le aziende del settore richiedono a MAV, dottoressa Filippi? Le aziende ci richiedono sia ragazzi con qualifica tecnica da formare, sia operai specializzati con competenze tecniche abbastanza specifiche, quali ad esempio addetti alle macchine CNC, squadrabordisti, pantografisti, addetti al fuorimisura. Per cui MAV ha messo in piedi da qualche tempo dei progetti con gli istituti tecnici della provincia proprio per fare in modo che i ragazzi vengano a conoscenza delle eccellenze aziendali del territorio e le aziende vengano a conoscere i giovani talenti su cui poi investire e formare. Inoltre MAV da tempo promuove percorsi di formazione professionalizzante ad hoc per disoccupati attraverso degli enti bilaterali. Nadaluti, quali sono i profili professionali che la sua azienda ricerca nel mercato pordenonese? Noi cerchiamo prevalentemente operai specializzati per condurre celle operative molto particolari per quel che è il nostro prodotto. Facciamo una fatica enorme a trovare queste figure, per cui alla fine siamo diventati una scuola per coloro i quali sono portatori di valori che il gruppo ritiene indispensabili, quale l'onestà, l'integrità, la professionalità, perlomeno in divenire, e sulle persone che troviamo
grazie anche alla collaborazione con le società di ricerca lavoro, le società di somministrazione come la MAV, puntiamo alle persone che hanno più determinazione per farne degli operai specializzati. Ecco, in questo senso quanto in tempo impiega un giovane, quindi uno junior, a diventare un professionista e nello specifico che titoli di studio deve avere, o scolastici o universitari? Se proviene da settori diversi, la stima è di circa un quinquennio. Se ha una formazione scolastica superiore, tecnica, potrei dire che il tempo si riduce a 3 anni. Se provenisse da una scuola tecnica dedicata al settore del mobile, questo tempo si ridurrebbe ancora. Quali sono le soft skill che devono avere i giovani, ma anche i dipendenti senior, per lavorare all'interno di Licari International? Come ho detto prima, noi cerchiamo persone determinate ad imparare, perché noi insegniamo, ma se la persona non è ricettiva, non vuole sacrificarsi, facciamo tantissima fatica a costruire queste professionalità. Quindi la determinazione, oserei dire, è la cosa più importante che noi ricerchiamo nelle persone che assumiamo. Bene, ringrazio la dottoressa Filippi e il dottor Nadalutti per questo approfondimento sulla situazione del mobile, sia dal punto di vista economico che quello delle risorse umane, e Friulavoro torna tra una settimana. La rubrica Friulavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.